Si è svolta a Macomer, in Sardegna, la prima edizione della Fiera della Caccia, della Pesca e del Tempo Libero. Dal 17 al 19 giugno 2016 il polo fieristico, che sorge ai piedi del Monte Sant'Antonio, ha ospitato 2 convegni e 200 espositori. Tra questi, numerose aziende leader del settore armiero, della pesca, dell'abbigliamento tecnico, rappresentanti di quel Made in Italy che ha conquistato quote consistenti del mercato mondiale, e naturalmente le aziende piccole e medie del settore agroalimentare sardo e dell'artigianato, presenti in gran numero. Organizzata dalla sezione regionale dell'Associazione Caccia, Pesca e Ambiente con il sostegno del comune di Macomer, la manifestazione ha richiamato oltre 26.000 visitatori. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Macomer Antonio Succu, il vice sindaco Rossana Ledda e l'assessore regionale dei lavori pubblici Paolo Maninchedda. Per il territorio del Marghine, la fiera costituisce una preziosa occasione per promuovere il turismo e l'economia locale.
certamente una grande opportunità per questa cornice ambientale meravigliosa della montagna di Sant'Antonio di Macomer. Abbiamo accettato molto volentieri la proposta fatta dall'Associazione Caccia Pesca Ambiente perché siamo dell'opinione che si debbano valorizzare le risorse del nostro territorio e l'ambiente è una delle nostre prime risorse insieme all'agroalimentare. Poi abbiamo anche l'archeologia, i percorsi archeostorici che hanno una grande valenza. Le strutture ricettive della zona hanno registrato il tutto esaurito nei 3 giorni della manifestazione, un risultato oltre le aspettative per un appuntamento che promette di diventare una delle più importanti fiere nazionali dedicate al mondo venatorio e del tiro sportivo. Nell'edizione 2017 sarà maggiore lo spazio dedicato alla pesca, che occuperà un intero padiglione, e agli sport outdoor. Nelle intenzioni degli organizzatori, l'obiettivo della fiera è dimostrare che la caccia e la pesca possono rivelarsi occasioni di sviluppo economico e attività non incompatibili con la tutela dell'ambiente. L'obiettivo principale è quello di promulgare sì le attività economiche, ma anche di far capire alla gente che il cacciatore, il pescatore sono delle persone radicate e inserite nel territorio, sono la parte sana della nostra società e che hanno dei valori importanti, tra i quali il primo, l'amore per l'ambiente, perché se non c'è ambiente va da sé che non c'è né attività venatoria né attività di pesca. Ecco, questi sono i messaggi che aleggiano in tutta la fiera, basta vedere i manifesti, i nostri manifesti, la nostra campagna nazionale del CPA, che è rivolta sì ai cacciatori e pescatori, ma è soprattutto rivolta a chi cacciatore e pescatore non è, perché devono conoscere il nostro mondo. Rispondo prima agli ambientalisti. Io ho proposto loro di prendere uno stand qua e di dimostrare pacificamente quelle che sono le loro ragioni, perché è giusto dar la parola a tutti. Sono convinto che col dialogo si possano trovare dei punti d'incontro, col reciproco rispetto delle idee, degli ideali e delle posizioni, però se siamo intelligenti troviamo un punto d'incontro che possa andare bene a tutti, ad esempio la salvaguardia dell'ambiente, che noi ci teniamo tantissimo come cacciatori, come pescatori, loro penso altrettanto, anche se a dire il vero siamo più presenti noi in campagna per tutelare il territorio che loro. Io ritengo che fra i primi tutori dell'ambiente vi siano proprio i cacciatori. Ecco, la stragrande maggioranza dei cacciatori sono quelli che aiutano a tutelare l'ambiente, che lo proteggano dagli insulti. Talvolta si cerca di demonizzare questo tipo di sport, però non possiamo come si dire, utilizzare quei casi limite, quei casi eccezionali per avere posizioni radicali. La stragrande maggioranza dei cacciatori che conosco ci tengono all'ambiente, ci tengono e lo proteggono e rispettano le regole. Rispettando le regole l'ambiente non può che essere ulteriormente valorizzato. Vogliamo dimostrare che i cacciatori, i pescatori non sono solo quelli che vanno a prendere gli animaletti in campagna, a fare il giusto prelievo. Volevamo dimostrare che anche con le passioni, con la caccia, con la pesca si può muovere l'economia.
La nostra è un'azienda che vanta 130 anni di storia, è nata nel 1885, lo scorso anno abbiamo appunto festeggiato i 130 anni. È un'azienda che nasce come produttrice di polveri da sparo e via via nel corso degli anni l'azienda ha investito nella produzione di cartucce, oggi rinomate direi in tutto il mondo. Importante per noi anche la produzione dei componenti, quindi si affianca alla polvere da sparo anche la produzione dei borraggi di plastica che sono oggi conosciuti in tutto il mondo e venduti anche a aziende nostre concorrenti, diciamo, del settore. Diciamo che il nostro mercato è importante sia per quanto riguarda la vendita dei componenti ma anche del prodotto finito, direi a livello mondiale. È importantissimo chiaramente il mercato nazionale, ma oggi direi che l'azienda si orienta a una vendita che è circa il 70% sui mercati esteri. Recentemente abbiamo ulteriormente investito i nostri impegni sul mercato americano, siamo già da una decina di anni esportiamo, diciamo, in questo paese, sul quale stiamo puntando molto, diciamo, negli ultimi anni. Ecco. Produciamo armi da caccia, semiautomatici e carabine. Dall'anno scorso ci siamo voluti addentrare anche nel mercato dei sovrapposti con appunto il primo sovrapposto di Casa Benelli, che è l'828U, presentato in versione sia con carcassa nichelata con incisione sia con carcassa nera brunita. Dal 1° di luglio sarà commercializzato anche in Italia finalmente la versione nera, mentre quella bianca è già sul mercato da circa un anno e sta riscuotendo grande successo. E noi ovviamente lavoriamo con tutto il mondo e comunque la Sardegna per noi è un punto di riferimento importante e questa fiera è un'opportunità grande perché appunto è la prima fiera che viene fatta per il mercato per la caccia comunque. Sono titolare della Gronel, è un'azienda familiare dove produciamo interamente made in Italy. Le nostre calzature sono interamente fatte presso la nostra struttura che è situata in Verona. Produciamo calzature da 60 anni, perciò mio padre ha costruito questa azienda e noi figli la stiamo portando avanti da 3 generazioni ormai, perché ho anche il figlio che lui è disegnatore, perciò è lui che crea il modelleria. Chi sono i vostri clienti e quali sono i vostri mercati di riferimento? Ma allora noi non è da molto che siamo entrati sul settore caccia. Stiamo entrando in Sardegna con il nostro agente che attualmente siamo riusciti a fare su una ventina di punti vendita. Il mercato di riferimento per il momento è il Nord Europa, dove siamo molto presenti in Scandinavia, perciò anche lì sono mercati un po' particolari. Stiamo producendo calzature molto tecniche anche sulla caccia e questo ci ha dato modo di riuscire a fare degli articoli molto tecnici. Solo caccia o anche calzature per uso militare, mi pare di capire? Sì, noi siamo ancora fornitori dell'esercito italiano e abbiamo la nostra registrazione all'ISO 9002 per partecipare a questi appalti. E produciamo anche molte calzature per l'esercito su campionature ufficiali. Siamo un'azienda a conduzione familiare, quindi siamo il papà che ha fondato l'azienda e che tuttora la dirige. L'ha fondata nel 66, quindi quest'anno ricorre il nostro 50° anniversario. Io svolgo il lavoro di marketing manager all'interno dell'azienda. Noi lavoriamo per la maggior parte in realtà per l'estero, soltanto un 40% qui in Italia. Il mercato sardo è piuttosto esiguo,
ma cerchiamo di incrementare un pochino le vendite facendo conoscere le nostre armi grazie anche a queste fiere che vengono svolte proprio sul territorio, con anche la prova sui campi da tiro per poter dare la possibilità appunto di provare anche i piccoli calibri che abbiamo portato in questa fiera. Radar è un'azienda di produzione che produce accessori per la caccia, ma soprattutto buffetteria e accessori per quanto riguarda le armi. Prevalentemente si occupa di forniture istituzionali, quindi fornisce Ministero della Difesa, i vari ministeri per quanto riguarda le forze dell'ordine, cinturoni, fondine soprattutto per pistola e tutto quanto riguarda la parte accessori del law enforcement. È un'azienda che è nata nel 1957, ha sede nella provincia di Firenze e dal 1957 continua a produrre esclusivamente in Italia, per cui è un fiore all'occhiello che ovviamente ci teniamo a sottolinearlo in un momento in cui molte aziende italiane sono andate all'estero a produrre. Attualmente il nostro fatturato si sviluppa 50% sul territorio nazionale e 50% per quanto riguarda il territorio estero. In Italia, per quanto riguarda la caccia, vendiamo attraverso le armerie, per cui siamo proprio qui in Sardegna a supporto delle armerie nostri clienti che sono distribuite su tutte le varie province sarde. E diciamo questa è l'azienda a 360 gradi, l'azienda Radar che, ripeto, continua e continuerà in futuro a produrre in Italia. Franchi è un marchio del gruppo Beretta che si trova all'interno di Benelli Armi a Urbino. Noi produciamo principalmente fucili da caccia, semiautomatici, sovrapposti e doppiette. Il nostro target normalmente è il cliente giovane, visto che abbiamo una fascia di prezzo medio-bassa, perciò riferita normalmente a un target giovane. Poi puntiamo molto sui giovani, i nuovi cacciatori, le nuove leve. Giovani italiani o anche guardate anche ai mercati esteri? Chiaramente Franchi è un produttore mondiale, noi esportiamo in tutti i paesi del mondo dove è possibile chiaramente vendere armi da caccia, perciò guardiamo, i nostri mercati principali sono i mercati americani chiaramente, ma anche in Italia stiamo riscuotendo negli ultimi anni un gran successo. Soddisfatti di questa vostra prima presenza in Sardegna? Ma assolutamente soddisfatti. Io onestamente sono sorpreso sia per l'organizzazione veramente impeccabile e per l'affluenza. Oggi vedo veramente tantissimi appassionati e sono piacevolmente sorpreso dalla passione che questi nostri clienti finali hanno sia per quanto riguarda l'attività venatoria ma l'attività sportiva, e quindi proprio appassionati veramente di questo prodotto. Siamo molto contenti perché ieri, nonostante era venerdì, c'è stata una buona affluenza, questa mattina già dalle 9:30 un afflusso continuo e nel volto delle persone si legge entusiasmo sia per la manifestazione, sia per la caccia, sia per i prodotti, che è un sentimento che forse nell'ultimo periodo si era un po' perso, viste le varie vicissitudini che ci sono. È una fiera che per me, anche perché è la prima edizione, spero che ce ne siano tante altre. Il paese è bellissimo, si sta bene in Sardegna, perciò per me è anche un divertimento oltre che il lavoro. Organizzatissima e sicuramente avranno delle soddisfazioni anche gli organizzatori, perché ho visto oggi che veramente il pubblico apprezza questa esibizione, questa fiera. Assolutamente sì, anche perché abbiamo riscontrato proprio nei cacciatori sardi, appassionati sardi, tutto questo entusiasmo per la partecipazione delle aziende produttrici di armi, parlo per il nostro settore, che sono venute nel loro territorio, cosa che per loro diciamo, risulta un attimo difficile spostarsi e stare dei giorni fuori dal territorio per venire a visitare le aziende di armi o comunque
comunque le fiere di settore che non si svolgono di certo in Sardegna. Moltissimo, diciamo che non pensavamo che già al primo start-up della fiera si raggiungessero dei numeri importanti, come vedo oggi nel secondo giorno di fiera, un'affluenza notevole, per cui ci sentiamo soddisfatti e già stiamo pensando, qualora ci fosse l'interesse di una seconda edizione, come credo ci sarà, credo saremmo interessati a partecipare nuovamente. Assolutamente sì, ne ero certo, ma probabilmente ha superato anche le aspettative, visto l'affluenza di pubblico che oggi si è presentata. Nel fitto calendario di eventi collaterali spicca la presenza di Renato Lamera, campione del mondo 2005 di tiro a volo dinamico. Le sue esibizioni hanno richiamato un folto pubblico di appassionati. Renato Lamera, campione mondiale di tiro a volo dinamico, in cosa consiste questa disciplina? Beh, innanzitutto il compito di noi showman è di far vedere facile tutto ciò che è difficile, e il titolo di campione del mondo lo conseguì nel 2005 in Austria, e là allora colpì 11 piattelli con 11 colpi ben separati. Ma questo è solo un esercizio dei 30 o 40 esercizi che io propongo, per cui il tiro a volo dinamico consiste nel colpire i bersagli nel modo più difficile e spettacolare, al fine di far divertire il pubblico presente all'esibizione. Questa è la finalità. Oltretutto in questa modalità riesco anche a promuovere in modo fortemente persuasivo anche l'attività sportiva del tiro a volo. Quanti sono in Italia i praticanti di tiro a volo? Sono tantissimi, noi abbiamo iscritti nella federazione più di 25.000 utenti, praticanti iscritti, ma ce ne sono tantissimi altri che non sono ancora iscritti alla federazione, ma praticano così a livello amatoriale questa specialità. Oltretutto queste fiere, come questa organizzazione, è un modo come tanti per promuovere l'attività sportiva del tiro a volo in genere, sia caccia che tiro a volo. Essere iscritto alla Federazione Italiana Tiro a Volo, per esempio, ci dà la possibilità di praticare tutti i campi da tiro a volo nel nostro territorio, che sono circa 520-530 campi. Quando si parla di campi si parla anche di scuole. Naturalmente da 15 anni a questa parte la federazione ha voluto fortemente dare questo messaggio, e quindi ci troviamo, bene o male, che quasi tutti i campi hanno il loro istruttore e di conseguenza possono trasferire quelle informazioni sulla sicurezza e anche sulla capacità tecnica di colpire a nuovi utenti. Tra gli stand da segnalare l'esposizione del Museo Itinerante della Caccia di Jesolo, con una piccola parte della propria collezione di oggetti legati alla cultura venatoria. La mostra costituisce una sezione del Museo Civico di Storia Naturale della cittadina veneta, gestito dall'associazione ecologica Arca.
collezionismo e la passione per le ricostruzioni storiche sono alla base dell'attività dell'associazione cagliaritana I Cavalieri dell'Antica Locanda al Castello. A loro il compito di organizzare una sfilata di miliziani sardi in uniforme settecentesca e una mostra di armi dal Neolitico al primo Ottocento, tratte dalla collezione di Giovanni Cannas. Una parte importante della 3 giorni a Macomer ha avuto come protagonisti i cani, fedeli compagni dei cacciatori. 2 i raduni in programma, il primo dedicato al setter, il secondo al dogo argentino. All'antica arte della falconeria e ai suoi protagonisti, i rapaci, è stata dedicata una delle esposizioni più apprezzate dal pubblico. Maurizio Alessandrini dell'Associazione Falconieri Romani, continuatori di un'arte antica. Come mai questa presenza in Sardegna? Proviamo a spiegare il perché. Allora, nasce da un progetto che abbiamo cominciato circa un anno fa, che è la formazione sul territorio di ragazzi che si interessino alla nobile arte, l'arte della corte di Federico II di Svevia. Questo progetto ci ha portato allo step di un anno a veder nascere una splendida associazione di ragazzi del territorio che speriamo cresca sempre di più, e da adesso in poi noi passeremo questo testimone ai nuovi falconieri che fanno parte del Circolo dei Falconieri di Sardegna. Quali sono le arti e i saperi che un falconiere deve conoscere per praticare questo genere di caccia al meglio? Allora, le arti e i saperi li andiamo a riconoscere tutti quanti da un famoso libro scritto sempre da Federico II di Svevia, che è il De Arte Venandi Cum Avibus, dove nella caccia con il falco vive esattamente una storia di filosofia tra gli animali, no? Noi siamo molto sentimentali in questo, perché quando mettiamo un falco in volo, il falco è libero di andare via o di cacciare con noi. Questo filo invisibile che ci lega col nostro rapace è una cosa un po' suggestiva.